Pronto prova, pronto prova. Sa. Attenzione, attenzione. Avviso a tutta la popolazione. Questa sera in piazza Andrea Zapatore Travaglia ballerà l'onorevole Sando Sciaramella alle ore 20:30. Accorrete numerosi che nel corso della manifestazione saranno sbattute caramelle per bambini, buste di pasta per quelle grandi e sempre qualche buono benzina ce ne esce. E se volete una Sicilia più bella, votate Sando Sciaramella. E se non volete che vi fanno tanto, votate Sciaramella Sando. Perché noi porteremo il lavoro in questa città. Perché noi porteremo il prezzo della benzina a 500 lire al litro. Perché noi faremo scalare magari il prezzo della Levi Gonzati. E ora nascondiamo tutti assieme l'inno del nostro partito. Segretario, musica! Segretario, ma che è sta cosa? Te lo sai, onorevole, potremmo sbagliare un disco. E ora, per tutti gli altri problemi, ne vedremo a Pacco nella mia lapa propagandistica e elettorale. Il primo qui, Io, come si chiama? voglio vendi. Che cosa aveva bisogno? E purtroppo non c'è lavoro. Non ci sono problemi, segretario, scriviamo. Un lavoro per signor Occhipindi. Subito, onorevole. Un lavoro per signor Occhipindi. Avanti un altro, qui c'è. Onorevole, buongiorno. Che aveva bisogno? Veramente avete bisogno di pensione che mi unito. Non ci sono problemi. Come si chiama lei? Scannepiego. Segretario, scriviamo. Una pensione da 4 milioni per il signor Scannepiego. 4 milioni, onorevoli? 4 milioni, anzi 4 milioni e mezzo. 4 milioni e mezzo per il signor Scannepiego. Servito. Appresso, viene. Onorevole, buongiorno. Buongiorno, signora. Io avessi bisogno di una casa popolare di 4 stanze, possibilmente a Librino. Come si chiama lei? E io mi chiamo Maria Santina Concetta Addolorata Passalacqua. E quando nome è, signora? E usapi, l'antiche ci tenevano, ma gli amici mi chiamano Samantha. Dunque, onorevole, mi pare che a casa siamo una casa popolare al Librino di 4 stanze per la signora Passalacqua Maria E Santina. che è tutto canellario? Che ci metti Samantha? Avanti, forza, qua tocca ora. Lei, per avanti. Chi aveva bisogno niente, una casa, una pensione, un travaglio. Veramente non hai bisogno niente. Perché parlando con lei, onorevole, a casa là, i figli lei è passato, il travaglio non mi manca, no, non ho bisogno di niente. Ma niente. Veramente una cosuzza nica l'avessi di bisogno. Che parassa, noi siamo qua per risolvere il problema del cittadino. Parlando in confidenza, io volessi lanciare sesso. E che volete andare, femmina? No, che c'entra femmina mai? Lo sai perché? Voglio cambiare sesso, perché quello che io non funziona tanto buono. E allora ne vorrebbe uno nuovo. Che dici, si può fare? Come non si può fare? Noi altri che facciamo tutto cosa. Segretario, scriviamo un bene nuovo per signor... Fassabella, Saro Fassabella. Un bene nuovo per signor Salo Fassabella. Avanti, Ma scriviamo. onorevoli, veramente... Non si preoccupi, segretario, non ci sono problemi. Scriviamo un bene nuovo per signor Fassabella. Ma onorevoli, ma scusi, ma non mi pare una cosa tanto normale. Segretario, quando ci dico che deve scrivere un bene nuovo per signor Fassabella. Avanti. Va bene, un bene nuovo per signor Fassabella Saro. E mi è venuto magari a pastaionare. Onorevoli, scusi. Io c'ho tutta sta ponte qua. Io ora capisco che chi non c'era un travaglio, chi non c'era una casa popolare, chi non ci facciamo mandare la pensione. Ma chi che vuole un bene nuovo? Come c'era un bene nuovo, onorevole? Senta, segretario, se io è chiaro a tutti gli che c'eravamo, Che c'eravamo, onorevoli? stai minchia, io magari.